Buonasera, sono Walter Ambrosi, candidato alle prossime elezioni regionali con il partito Italia Viva a sostegno di Daniele Sbrollini. Io vengo da una zona, la pianura veronese, che è sicuramente una zona che non ha avuto grande attenzione da parte della regione Veneto. Una delle grandi tematiche che riguarda la provincia, ma che riguarda soprattutto la pianura veronese, sono le infrastrutture. Infrastrutture e connessioni sono veramente praticamente la priorità assoluta per questa zona. E intendiamoci, infrastrutture sia per le auto, per i mezzi gommati, sia la ferrovia, perché ci sono dei tratti ferroviari che potrebbero essere utilizzati per costruire e realizzare una metropolitana leggera in collegamento alla città di Verona. Con queste strutture e magari anche con l'aiuto di connessioni di altro tipo la banda larga, potremo veramente superare un gap che ormai scontiamo giornalmente. Un po' le stavo accennando, ovviamente ci sono delle cose ben specifiche. Faccio un esempio, l'ex strada regionale numero 10 che collega Legnago con Nogara, o meglio ancora da Padova verso Mantova, la conosciamo così, ha veramente la necessità di avere una struttura che sia all'avanguardia, che sia adeguata. Quindi la costruzione di una variante di cui parliamo da 50 anni purtroppo e che puntualmente ad ogni elezione viene riproposta. Io abito a Casaleone, quindi in un paese sul tratto di questa variante, la statale 10 richiesta, e ovviamente la necessità è giornaliera per il problema di traffico, per un problema di, appunto, come si accennava prima, di infrastrutture che collegano in modo veloce. C'è la possibilità di fare tutto questo, ovviamente realizzando il progetto. La regione si è impegnata a seguire la progettazione perché la strada regionale è tornata ad essere di proprietà pubblica, di proprietà statale, e quindi è gestita dall'ANAS. La regione Veneto si è impegnata a finire questo progetto, ma bisogna farlo in fretta perché c'è bisogno di realizzare questa infrastruttura. Siamo stati un po' traditi negli anni perché avevamo la possibilità di costruire un'autostrada che era una gara mare, che adesso ovviamente è stata affossata e non è più possibile realizzarla. Questa infrastruttura è necessaria. Innanzitutto proprio la mancanza di attenzione verso questa zona. Siamo l'appendice ovest, della regione, siamo la parte sud della provincia e purtroppo scontiamo una dimenticanza. La politica viene a cercare i voti nella pianura veronese, ma poi in realtà si dimentica di lei facilmente. E questo è il motivo che mi ha spinto ad essere pungolo, ad essere una persona che lancia iniziative e cerca di creare con la politica, con la rete della politica, iniziative di attenzione su questa zona della pianura veronese. Walter Ambrosi perché ha fatto 10 anni da amministratore comunale, è stato 3 anni in ANCI Veneto, conosce la materia, è architetto nella vita, quindi diciamo che per la parte progettuale o per l'attenzione a come si possono fare le opere ha sicuramente la possibilità di offrire anche le sue professionalità. Sono convinto che al giorno d'oggi si può rispettare l'ambiente costruendo ovviamente le infrastrutture utili. E si può farlo ovviamente rendendo ecosostenibili gli interventi che si fanno. C'è un'attenzione particolare, altri paesi come la Francia o la Germania ci insegnano veramente come si possono fare le opere pubbliche rispettando l'ambiente, e questo secondo me è uno dei motivi per cui voglio portare avanti la mia candidatura.